Buonasera e benvenuti dal Pala Don Bosco, come sempre sui canali di Sportisili. Un saluto da parte di Davide Sgroi, partita valevole per la 15ª giornata, la seconda di ritorno del campionato Serie C1 Calcio a 5 LND Sicilia. Si sfidano 3M e Akragas Futsal. Ha giocato forte, l'ha faticato, poi qua ha perso il pallone. Colore ha un'occasione, Hillary col mancino, risposta di Virruso e poi Colore. Intanto Cottone mette dentro, sfida fra numeri 10 sull'angolo, sbaglia tutto Cottone e qui Virruso fa un miracolo davanti. Ha fatto Saga, sparato fuori. Sono già tante le occasioni per gli ospiti. Qui la Rosa prova a svegliare un po' i suoi. Si affidano a lui i suoi compagni. Qui però è Cottone che fa partire il contropiede per il 3M. Tocca per Ruffolo. Non si sblocca la partita ancora una volta. Il pressing e la pericolosità dalle parti di Virruso per i primi 6 minuti è stato decisivo. Intanto la Rosa rischia il 3M di passare in vantaggio. Prova Castiglione, attento, ma non era un intervento difficile questo per il portiere in maglia 17. Qui Di Gangi è passato, ma se l'è mangiato. Ma i bianco-blu provano questa giocata col quinto uomo che può risultare decisivo. Qui Ricotta recupera, esce Castiglione, Calvaruso, finta Calvaruso con la suola dentro da Ricotta, messo giù, calcio di rigore. Ricotta, la Rosa carica il destro, ha capito tutto Castiglione. Di Gangi contro Di Bartolo, si muove Cillari, bella la finta di Bartolo dentro, ha fatto una gran giocata numero 11 Gangi a rispondere bene, Castiglione a ripartire, contropiede la Grass, ma da solo il portiere, rimane il pallone sotto, De Lisi guarda la porta, Di Gangi nell'1 contro 1. Cottone davanti a Castiglione per non far vedere la sfera. La Rosa invece va corto, Calvaruso è uno schema, ma Ricotta spara alto. Sul fondo Di Gangi perde il duello con la Rosa che ora riparte velocissimo. La Rosa accelera, guarda la porta, invece va da Calvaruso che ha cercato il tocco per Ricotta. Cillari, movimento di Colore col destro, pallone che stava per diventare buono, fisico lo allontana, poggia da Cottone che però non calcia, ancora dalla Rosa, sempre 1 contro 1, la Rosa sul fondo sinistro dentro, stava per passare il pallone, Colore attento, poi Roca con la suola da Di Gangi, Cottone ha capito tutto, contropiede 3M, 3 contro 2, Cottone per Accetta, Castiglione. Devono sfruttare meglio questi tanti contropiedi che adesso stanno avendo in questa sezione, seconda frazione di gioco quelli del 3M. Tocca di La Rosa per Cottone, ancora Castiglione. Di Gangi tocca da Colore, Virruso esce bene, ancora Di Gangi, incrocio pieno, il pallone è rimasto in campo e allora può ripartire Fuschi, dall'altra parte Ruffolo, suola, Ruffolo guarda la volta, sposta Ruffolo, Castiglione, ancora lui, ha faticato Predolisi, sfida Colore, rischia tanto, gliela ruba Virruso a deviare, ripartire Di Gangi, calcia Di Gangi, ripartenza importantissima per l'Akragas Futsal che sblocca il match a 4:30 dalla fine. È arrivato il gol che sblocca finalmente questa partita. Arazza di Castiglione, Calvaruso lo tiene, terzo fallo non sanzionato dal direttore di gara. Calvaruso l'ha pareggiata il 3M, ma con polemica è successo di tutto. Calvaruso ha trattenuto Castiglione che era fuori dai pali, insorge la panchina dell'Akragas, devono gestirla bene adesso il bianco-blu. Toledo, Colore, Di Bartolo, stoppione perfetto, messo giù, l'ha faticato, ha fischiato calcio di rigore per Di Chizzi con le braccia larghe.
carica Di Bartolo, destro per Di Chizzi, chiude la porta. Ha sbagliato il rigore Di Bartolo, uguale, preciso, identico alla rosa, primo tempo intanto Ricotta dentro per Calvaruso. 9 secondi al termine, questa partita non vuole finire. Cottone, Di Gangi recupera, spazza via, un secondo per Di Chizzi, suona la sirena, 1-1, pareggio che non serve a niente, non accontenta nessuno, ma finisce qui.